La crisi di governo irrompe agli stati generali dei comuni del Veneto promossi dall'ANCI a Vicenza. 300 sindaci provenienti da tutta la regione, già alle prese con la crisi economica post-pandemia, le ricadute della guerra, le famiglie e le aziende in difficoltà e un autunno pieno di incognite. Le sorti incerte del governo Draghi pesano anche sull'amministrazione dei comuni. Questa instabilità che preoccupa certamente gli amministratori, che preoccupa le nostre comunità, ma non ferma i problemi delle nostre comunità e non ferma le risposte che i sindaci cercheranno di dare. Abbiamo bisogno di un governo forte, abbiamo bisogno di un governo che dia risposte, un governo che ci ascolti. Le problematiche sono davvero tante, però i sindaci oggi hanno voluto dimostrare che facendo squadra affronteremo anche questo periodo, lo affronteremo con grande responsabilità e speriamo che la politica nazionale si ispiri un po' alla responsabilità dei sindaci. Troppe le opportunità che non si possono perdere, ammonisce Conte, che auspica una soluzione politica rapida e più indolore possibile. In questo momento sarebbe importante dar continuità, nel senso che ci sono delle sfide che stiamo giocando oggi, banalmente i bandi del PNRR, i ristori che abbiamo chiesto per quanto riguarda la maggiore esposizione da parte dei comuni, il tema degli organici, sono temi che noi abbiamo chiesto a questo governo, eravamo in attesa di alcune risposte, rischiamo di vedere tutto congelato, però dico, se non ci sono i numeri è fondamentale andare alle urne, dar voce ai cittadini. Dai sindaci alle categorie economiche la crisi sorprende e anzi sconcerta. In un momento di estrema delicatezza per il nostro paese l'augurio è che le forze politiche che fin qui hanno supportato l'esecutivo guidato da Mario Draghi si impegnino a ritrovare elementi comuni per continuare il programma di governo fino a fine legislatura, commenta il presidente degli industriali veneti Enrico Carraro. Serve da parte di tutti un forte atto di responsabilità. Durissimo Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro, che parla di incomprensibile egoismo politico. Una parte del Parlamento ha perso il contatto con la realtà, attacca. Mandando a casa un premier stimato in tutto il mondo, l'Italia si scoprirà presto più debole ed esposta alla speculazione finanziaria. Faccio un appello forte, conclude Destro, a ciascun leader politico e a tutti i parlamentari veneti a ricomporre le ragioni di coesione nazionale che sono state alla base di questa esperienza di governo, arrivando, ribadisce anche il numero 1 di Assindustria, al termine della legislatura.